È stato un ragazzo che ha fatto delle domande alle quali si può dare risposta solo on the road, no? In pratica, quindi ho proposto a sto ragazzo di salire in auto con me un giorno così si fa un'idea di qual è la vita dorata di un presidente di regione. Sinceramente è un grande punto di domanda perché uno dei temi di cui si è parlato è proprio la distanza che attanaglia noi cittadini dalla politica e è un salto nel vuoto, ma penso che sarà un'attività costruttiva che potrà sicuramente frutterà, non lo metto in dubbio. Hanno ragione questi ragazzi, ma del resto la domanda che ci facevamo noi da ragazzi e molto probabilmente anche i miei genitori quando erano ragazzi. La politica viene spesso esaltata per i fatti negativi, per il fatto che c'è qualcuno che ruba, ci sono ladri e l'idea comune è quella che è un mondo tutto marcio. La verità è che ci sono anche tanti bravi amministratori che si comportano con onestà e lo fanno ovviamente negli interessi dei cittadini. Ovviamente non sono solo di una parte politica, sono di tutte le parti politiche e varrebbe la pena ogni tanto non guardare sempre il dito ma guardare anche la luna.